L'ASP di Agrigento non ha ancora iniziato la vaccinazione per i malati con patologie gravissime ed esplode forte la rabbia e la protesta delle associazioni di familiari che reclamano un diritto fondamentale. Continuerò a farmi carico della questione. Sono le parole di Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità all'ARS. Apprendo purtroppo, sono le parole di Pullara, che ancora oggi, nonostante abbia sollecitato più volte l'ASP di Agrigento, non ha ancora avviato la vaccinazione per i disabili gravissimi. Condivido e accolgo l'accorato appello e lo sfogo legittimo di rabbia dell'avvocato Salvatore Pennica, che in un post apparso su Facebook esprime tutta la sua rabbia e amarezza nei confronti dell'ASP di Agrigento per il mancato avvio delle vaccinazioni per i disabili gravissimi. Caro dottor Zappia, il contagio epidemico e occorre procedere immediatamente alla vaccinazione di questa categoria. I familiari sperano di essere chiamati al più presto per ricevere la visita a domicilio per vaccinare chi ne ha diritto, ma non potendo parlare, vedere e sentire affida ai genitori o ai familiari il diritto di reclamare. Ero già intervenuto, aggiunge Pullara, chiedendo all'assessore Razza di inserire come prioritari nel piano vaccinale anti-Covid i malati con patologie gravissime che non sono ricoverati in RSA e risiedono nelle proprie abitazioni. Le persone con disabilità corrono un altissimo rischio, se contagiate, di sviluppare la malattia in forma gravissima e non possono attendere oltre. Per questo chiedo di sapere quando i disabili gravi e gravissimi potranno iniziare a essere vaccinati. Lo stesso assessore alla salute Ruggero Razza aveva inviato una nota all'ASP chiedendo di avviare il percorso di prenotazione e somministrazione delle dosi di vaccini anti-Covid a favore dei disabili gravissimi, ma vorremmo sapere il motivo per cui l'ASP di Agrigento non fa partire ancora le vaccinazioni per i disabili gravissimi, penalizzando e creando enormi disagi a tantissime famiglie che aspettano delle risposte adeguate. Personalmente, conclude Pullara, continuerò a farmi carico della questione e vigilerò affinché possa finalmente partire in provincia di Agrigento la vaccinazione per i disabili gravissimi.